Dopo l'Acqua Granda, migliaia di veneziani oggi festeggiano la Madonna della Salute, messa solenne e tradizionale pellegrinaggio sul Ponte Votivo. Il Patriarca, Venezia città unica, necessita di uno statuto speciale. Il sindaco Brugnaro martedì sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica per aggiornarlo dopo la drammatica acqua alta, poi il comitatone e il primo cittadino invita ufficialmente in città anche Donald Trump. Maltempo, giornata di tregua, ma si attendono i prossimi bollettini per capire l'eventuale nuova allerta, previste piogge anche nel prossimo fine settimana, rischio frane. Un intero paese mobilitato contro la realizzazione della cassa di espansione tra Grave e Montello per contenere le piene del Piave, pronta alle barricate la sindaca di Crocetta. Disagi in montagna per le frane in Val di Zoldo, il comune è spaccato in due da una frana ad Onte, per portare i bambini da casa a scuola è stata organizzata una staffetta di pulmini. Matteo Massina Denaro a Salgareda, la rivelazione shock di un pentito di mafia sta facendo discutere la marca. La mafia esiste ma c'è ancora troppa indifferenza, afferma il procuratore capo di Treviso. Sanità ha chiuso il bando per l'assunzione dei medici non specializzati negli ospedali veneti, 524 le adesioni per pronto soccorso, medicina e geriatria. Zaia avanti convinti per risolvere un problema grave. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3 Venezia. Venezia è una città unica e in questo senso necessita di uno statuto speciale. Così il cardinale Angelo Moraglia in occasione di una festa della salute segnata dal recente disastro dell'acqua alta. In migliaia, veneziani e non solo, si sono recati anche quest'anno in pellegrinaggio alla Basilica della Salute, come accade ogni 21 novembre, da quando nel 1687 fu completato l'imponente edificio di culto sulla punta della Dogana, quasi davanti a Piazza San Marco, un ex voto alla Madonna per la liberazione dalla peste che flagellò la città tra il 1630 e il 1631. Una pestilenza di proporzioni drammaticamente bibliche, 46.000 morti su 140.000 abitanti, il 33% della popolazione. Oggi che Venezia inizia a rialzarsi dopo 5 giorni sotto l'assedio di un'acqua alta che non ha precedenti per intensità, il pensiero del cardinale Angelo Moraglia va proprio ai pericoli che incombono sulla città. Di fronte a questi fenomeni di acqua alta eccessiva che si stanno ripetendo con una frequenza inusitata rispetto al passato, bisogna avere una difesa della città. Ecco, questa è la grande aspettativa di noi veneziani, è quella di vedere dopo quasi 40 anni quell'opera che attendiamo tutti in esecuzione, avere il coraggio di finirla e di metterla a essere funzionante. Sfiorare le tragedie a Venezia non può diventare routine e come abitanti di Venezia non possiamo più appellarci o rassegnarci alle fatalità o alle concomitanze anomale, ha detto Moraglia durante la Santa Messa nella Basilica di San Marco, uno dei luoghi più colpiti dalle alte maree. Poi la visita alla salute, senza dimenticare altri problemi che affliggono drammaticamente la città, a partire dallo spopolamento, ma non solo. Venezia, oltre ad avere il suo fascino particolarissimo, è anche una città che ha una unicità, che è quella di essere nata su delle palafitte, sull'acqua. E quindi io penso che in questa prospettiva bisognerebbe anche trattarla dal punto di vista così della considerazione anche di uno statuto, di un regolamento come una città unica. E il sindaco di Venezia, Brugnaro, martedì sarà ricevuto al Quirinale dal capo dello Stato per aggiornarlo sulla situazione di Venezia dopo la drammatica acqua alta. Poi il comitatone e il primo cittadino invita ufficialmente in città anche Donald Trump. Posso anticipare che il martedì a mezzogiorno sono al Quirinale del Presidente della Repubblica, quindi insomma direi che è quasi più importante intanto questo aggiornamento che darà il Presidente. Poi il comitatone aspettiamo di vedere l'ordine del giorno. Lo ha annunciato così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro alla festa della Madonna della Salute, quest'anno del tutto particolare dopo la drammatica acqua alta dei giorni scorsi. Festa particolare che raccoglie tutta la città e le forze vive della città. Una predica che il Patriarca ha fatto che mi sento di sottoscrivere al 100%, una predica di grande coraggio. Venezia in questo momento sta dando il meglio di sé, la gente è unita, la gente è contenta nel senso della ritrovata unità sociale, insieme a Mestre, insieme a Padova, a Treviso, il Veneto che si inginocchia solo quando prega.
E in questa occasione il primo cittadino ha rivolto anche un invito eccellente, ricevendo pure un'adesione di massima. Ha invitato Trump a venire a Venezia, è vero? Sì, però non posso spiegare in che situazione, ma l'ho fatto, vedremo. La prossima settimana sarà anche quella del tanto atteso comitatone, anche se una convocazione scritta ancora non c'è. C'è il comitatone perché il Presidente del Consiglio dei Ministri mi ha detto che c'è la 26. Tutti mi dicono che c'è, ma non c'è ancora arrivato l'invito ufficiale scritto. Io mi sono già prenotato comunque all'aereo perché vado. La strategia dell'amministrazione è ben nota. Andiamo a spiegare, andiamo a presenziare, andiamo a cercare di risolvere i problemi che per più di un anno e mezzo qualcuno dall'elicottero ha tenuto fermo. Brugnaro però non perde occasione per ribadirla. Il rifinanziamento della legge speciale per Venezia in maniera effettivamente congrua rispetto ai costi di manutenzione della città, cosa che ho detto più volte, ho spiegato eccetera. Poi chiederò di chiudere rapidamente, finire il cantiere del Mose, cioè va finito, e cercherò anche di spiegare, perché tanti non hanno capito, che il Mose non sono solo i cassoni affondanti, ma è tutto il sistema di emarginamento del Lido, di Pellestrina, di Sant'Erasmo e delle varie isole. E continuiamo a parlare delle conseguenze che ha avuto il maltempo dei giorni scorsi nel territorio, perché nel Trevigiano c'è un intero paese mobilitato contro la realizzazione di una grande cassa di espansione tra Grave e Montello per contenere le piene del Piave. Pronta alle barricate la sindaca di Crocetta del Mortello, che oggi ci ha proprio portato nella zona interessata. È pronta alle barricate Marianella Tormena, sindaco di Crocetta, convinta che il progetto di una grande cassa di espansione da 40 milioni di metri cubi nella zona delle Grave per contenere il Piave sia una spada di Damocle per tutto il suo territorio. Lo dice mentre ci porta in macchina al casone di caccia che sorge proprio nel mezzo dell'area interessata dalla maxi operazione, che qualcuno ha già ribattezzato Mose sul Piave. Significherebbe mandare sott'acqua un terzo di Crocetta. Un terzo del mio paese è fatto di quest'area qua. Un terzo del mio paese diventerebbe una cassa di laminazione, un bacino di laminazione, cassa di espansione, come si vuole chiamare. Un terzo. E se la Regione ha accelerato i tempi del progetto, il Comune sta correndo ai ripari con una sua commissione di esperti per formulare una proposta alternativa. Il sindaco, tesserata Lega da 25 anni ma a capo di una coalizione civica, si è già rivolta al governatore Zaia e all'assessore Bottaccin. Io veramente sono amareggiata, spero ci sia una possibilità perché la Regione riveda quel bando di progettazione che sta facendo, lo reimposti in modo da coinvolgere e valutare interventi diversi meno impattanti. Dalla parte del sindaco un'intera comunità, a partire da chi frequenta le Grave come i cacciatori della zona. Non penso sia la soluzione esatta, ideale, queste vasche. Ci sono sicuramente degli altri interventi da fare prima. L'alveo del Piave deve essere salvaguardato, ma non come si fa adesso, chiaramente lasciando isolette e tronchi in mezzo, ma facendo una bella pulizia ed eventualmente facendo delle vasche sul letto del Piave. Basta fare la pulizia del Piave, una volta fatta la pulizia, tira via le isolette, scava dove si deve scavare, secondo me è la soluzione più idonea. Le contestazioni fini a se stesse non sono d'aiuto. Immediata alla replica dell'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, che lunedì incontrerà i sindaci veneziani del Basso Piave per confrontarsi proprio sulle problematiche del fiume. C'è un problema oggettivo, lo abbiamo visto in questi giorni quando è passata una morbida del Piave, in realtà non una piena, perché 1400 metri cubi sono una quantità d'acqua che è la metà rispetto a quella che è passata l'anno scorso, 2700-2800 metri cubi, ma teniamo presente che in tutti i documenti si parla della possibilità che il Piave possa raggiungere i 4800 metri cubi a secondo, cioè il doppio rispetto a quanto abbiamo visto con Vaia. È del tutto evidente che se venisse un evento come quello, e non è remota la possibilità, lo abbiamo visto, ripeto, questi giorni, l'anno scorso, eccetera, l'acqua da qualche parte va messa. Io ho la responsabilità di decine di migliaia di vite umane e pertanto la soluzione va trovata. Se qualcuno dice no, deve dire no, virgola, e portarmi uno studio di un soggetto tecnico di pari livello rispetto al professor Del Paos che mi dimostra che si può fare in maniera alternativa. Mi rendo conto che ognuno non vorrebbe che fosse fatto nulla a casa sua, però dobbiamo pur fare qualcosa. Sottolineo un aspetto che col sindaco di Crocetta ho garantito la massima apertura già da tempo
Le ho detto, il foglio è ancora bianco, ancora quasi 2 anni fa, quindi tu comune puoi partecipare alla progettazione con opere compensative, piste ciclabili, oasi naturalistiche, facciamo diventare quell'area ancora più bella. E la risposta è stata no grazie. Prendo atto, però noi non possiamo stare fermi. E sul fronte del maltempo sarà un altro fine settimana con gli occhi al cielo. Sono previste infatti nuove piogge su tutta la regione, anche se non dovrebbero verificarsi situazioni di particolare criticità. L'allerta rimane gialla, unico territorio in cui è arancione, quindi con una soglia più elevata, quello nel quale corre il fiume Po, in cui sta transitando la piena per le precipitazioni dei giorni scorsi. Attenzione anche in montagna per il rischio di frane e smottamenti, visto che pioverà naturalmente su terreno già fradicio per le piogge dei giorni scorsi. E le frane, parliamo proprio di frane, nel Bellunese stanno creando disagi a non finire a chi vive in montagna. In Val di Zoldo il comune è spaccato in 2 da una frana ad onte. Per portare i bambini da casa a scuola è stata organizzata una staffetta di pulmini. Cosa provate ad attraversare la frana per andare a scuola? Beh, è molto divertente e mi piace passare nella slaffa perché è anche un'abitudine. In ladino la slaffa è il fango liquido che si muove, quello stesso fango dell'enorme frana d'Ont che stavolta i bambini dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Val di Zoldo devono calpestare per poter raggiungere i pulmini che li accompagnano nel tragitto da casa a scuola e viceversa. Era mai capitato? No, non era mai capitato, però abbiamo costruito inizialmente una passerella appunto a bordo del torrente Maè, però poi appunto la frana è scesa talmente a valle che la passerella è stata trasportata via. Questa situazione era più importante di un giorno di scuola, perché ha insegnato un po' ai bambini cosa vuol dire il sacrificio, cosa vuol dire far di tutto per loro per farli andare a scuola. Della passerella realizzata si scorge dalla provinciale quel che rimane. In fondo l'acqua del Maè si è mescolata al fango. Con la valle spaccata in 2, il comune di Val di Zoldo si è assunto la responsabilità di consentire il passaggio sulla provinciale. Ha spaccato in 2 la valle e si vede anche proprio la melma che è stata trasportata a valle e che adesso sta defluendo sulla parte bassa. E continua a scendere. E continua a scendere. Il poliedrico consigliere comunale Cisalute risale sulla ruspa per liberare la strada per i bambini della scuola, così come per gli abitanti delle frazioni che fanno la spola da una parte all'altra armati di pazienza e di buona volontà. E fate avanti e indietro con la spesa, i bambini a scuola. Mattina portiamo giù il pane per la popolazione giù. Così. E così, perché un conto è la narrazione bucolica, altra cosa è la realtà di queste vallate collegate da un'unica strada, e se una frana la interrompe i disagi si moltiplicano in maniera esponenziale e la vita si spacca in 2. Lì sulla 251 fra Donte e Fusine, lungo il versante, il fango si muove a una velocità impressionante. La ruspa sposta il materiale, non c'è nemmeno il tempo di girarsi che la strada è di nuovo invasa, e si va avanti con la speranza che presto la situazione possa essere risolta. Lasciamo questa ampia pagina dedicata al maltempo, passiamo ora a parlare di Matteo Messina Denaro, il boss che si sarebbe nascosto a Salgareda. La rivelazione shock di un pentito di mafia sta facendo discutere la marca. La mafia esiste ma c'è ancora troppa indifferenza, afferma il procuratore capo di Treviso. A nord-est e nella Marca la mafia c'è e continua a crescere, soprattutto sulle spalle del tessuto imprenditoriale. Usa parole chiare il capo procuratore di Treviso Michele Dalla Costa, magistrato con una lunga esperienza nelle direzioni distrettuali antimafia di Trieste e Venezia. Dalla Costa premette che della effettiva permanenza del boss dei boss Matteo Messina Denaro a Campo di Pietra di Salgareda nel 2014 si sta occupando la DDA di Venezia, ma un conto è il singolo episodio, un altro il fenomeno in generale. Quello che non deve stupire è che il Veneto possa essere un territorio appetibile da parte delle organizzazioni criminali. Questo è dimostrato dalla storia, dalla recente storia. Storia recente di cui Dalla Costa ricorda alcune tappe. I dati sono sempre stati attestati su queste presenze, come è stata attestata la presenza di organizzazioni criminali nel territorio di Verona, apparendo impossibile che si potesse fermare la criminalità organizzata sulle sponde del lago di Garda. La presenza di criminalità organizzata e di latitanti del Veneto, pensiamo solo anche lontanissimo all'arresto di Pidum Madonia nel Vicentino, l'arresto di latitanti nel Portogruarese. Se una cosa è appurata è che la mafia segua la ricchezza, ovvio che la collaborazione
collaborazione con gli imprenditori in particolare sia essenziale. Il procuratore capo, più che di omertà, chiede di uscire dall'indifferenza. Ma serve anche che il territorio mandi dei segnali e dia delle indicazioni. Noi tante volte abbiamo, come dire, l'indifferenza o non volerci occupare di determinati fenomeni, non segnalarli. Invece l'importante è segnalare tutto quello che appare anomalo. Sulla vicenda di Messina Denaro intanto si fa vivo anche l'avvocato di Vincenzo Centineo, l'uomo accusato dal pentito di mafia Emanuele Merenda di aver ospitato a Campo di Pietra il boss dei boss. Per il legale Merenda è del tutto inattendibile. Di una voce priva di riscontri, anzi di una chiacchiera, parla il sindaco di Salgareda, Andrea Favaretto. Di certo, boss o non boss, l'allerta mafia resta alta. Dirottò soldi per la salvaguardia della laguna. Giancarlo Galan, ex presidente del Veneto, è stato condannato in Corte dei Conti, dovrà risarcire la Regione Veneto per 764.000 euro. Secondo la Corte dei Conti, l'ex Doge avrebbe dirottato alla ristrutturazione di beni del patriarcato i fondi in realtà destinati dalla legge speciale per Venezia al disinquinamento e alla salvaguardia della laguna. Per il collegio contabile, presieduto dal giudice Maurizio Mazza, l'ex governatore del Veneto si è macchiato di una condotta gravissima e inescusabile, che invece non ha coinvolto l'ex assessore Renato Chisso, anch'egli finito di fronte alla Corte dei Conti. La cronaca, botte anche con un bastone, minacce e umiliazioni ai bambini del centro culturale islamico. Non fosse bastato questo, il giovane maestro del Bangladesh sui social inneggiava a Hitler, il prefetto di Padova lo ha espulso dall'Italia. Vediamo ora il servizio. Ancora qualche istante. Torna a far parlare di sé il centro culturale Bangladesh di via Jacopo da Montagnana all'Arcella. Dopo l'arresto il 1° ottobre di uno dei due maestri, il 23enne Hossain Shahadat, per presunte violenze psicologiche e fisiche ai danni di alcuni bambini dai 5 ai 10 anni, il questore di Padova, Paolo Fassari, con il nulla osta del giudice per le indagini preliminari, ha ordinato l'espulsione di un secondo imam del centro, un ventenne del Bangladesh ritenuto socialmente pericoloso. Il giovane maestro sarebbe tra i responsabili dei maltrattamenti ai danni di alcuni bambini durante le lezioni di religione islamica e della pubblicazione di alcune immagini di Adolf Hitler sui suoi profili social. Dopo una lunga indagine condotta dalla Questura di Padova, coordinata dalla Procura, l'uomo è stato accompagnato al centro di permanenza di Ponte Galeria a Roma, dal quale poi verrà rimpatriato in Bangladesh. Il ventenne era già sottoposto all'obbligo di dimora in casa dalle 17 alle 8 di ogni giorno e di firma quotidiana. Ma gli agenti, oltre ad aver riscontrato le botte, le umiliazioni e le minacce verso i minori durante le lezioni, hanno rilevato anche il pericolo derivato dal materiale inneggiante al nazismo, di chiara matrice antisemita e propagandistica. Ci fermiamo ora per qualche secondo, rimanete naturalmente con noi, torniamo tra pochissimo. Svizi. Eccoci di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo nel Bassanese, intossicazione da monossido di carbonio a San Giuseppe di Cassola. In rianimazione è finita una ragazzina. Sta meglio la ragazzina ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Bassiano dopo l'intossicazione da monossido di carbonio. Almeno 3 persone, compresa la madre e la sorella, sarebbero rimaste intossicate. È accaduto questa mattina in un'abitazione in via Palladio a San Giuseppe di Cassola, dove sono intervenuti i sanitari della SUEM 118 e i vigili del fuoco di Bassano. Pare che all'origine vi sia stato non il malfunzionamento della caldaia, tra l'altro cambiata da poco, ma l'idea di portare all'interno dell'appartamento il braciere usato per la cottura del cibo in terrazza, che una volta finita la sua funzione avrebbe così scaldato l'appartamento. Prestare la massima attenzione quindi a ciò che si decide di fare con i mezzi di combustione. Il monossido di carbonio, va ricordato, è inodore e per questo molto pericoloso. Sanità, chiuso il bando per l'assunzione dei medici non specializzati negli ospedali veneti, 524 le adesioni.
Assunzione di medici laureati e abilitati ma non specializzati, chiuso anche il secondo bando regionale, quello per fronteggiare la carenza di camici bianchi nei reparti di medicina e geriatria negli ospedali veneti. Hanno aderito in 301, vanno ad aggiungersi ai 223 che avevano aderito all'analogo bando per i pronto soccorso, per un totale di 524 candidati ad entrare nel sistema sanitario ospedaliero del Veneto. Con una serie di iniziative rispondiamo ad una crisi grave, dice il presidente della regione Zaia, con una carenza di 56.000 medici in Italia e 1.300 in Veneto. Questi giovani sono medici veri e propri, prosegue il governatore. Non abbiamo assolutamente nulla, anzi, contro le specializzazioni, ma in questa fase emergenziale di grave carenza prima vengono le cure alla gente, poi tutto il resto. Non si deve dimenticare, conclude il governatore, che i medici laureati e abilitati non ancora specializzati possono già fare le guardie mediche per legge nazionale. I primi corsi di formazione per 50 di questi giovani medici inizieranno il 18 dicembre, aggiunge l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Una data scelta non a caso, perché si è deciso di fare tutto con la massima serietà, aspettando il pronunciamento del TAR previsto per i primi di dicembre sul ricorso contro la regione presentato dai medici della NAO. Il sindaco di Padova, invece, Sergio Giordani, ospite ieri sera a 20:10. Tra i tanti argomenti affrontati sentiamo un estratto della trasmissione sul fatto che Padova potrebbe essere la prima città sburocratizzata d'Italia, e poi sulla possibilità che il suo vice Arturo Lorenzoni possa candidarsi e sfidare Zaia alle prossime regionali. Perché la burocrazia, l'ha detto anche Antonio De Carlo, ci sta uccidendo sotto l'aspetto, fa perdere un sacco di tempo, crea problemi. Ieri ha avuto proprio De Carlo, è stato bravissimo, ha avuto due standing innovation, tutti i sindaci che applaudivano. Non ne possiamo più della burocrazia, ci mettiamo mesi a fare le cose, per assumere un funzionario 8-9 mesi, non è possibile, ci stiamo facendo male da soli. Al di là di questo episodio, per cui spazzare via tutta questa burocrazia sarebbe una grossa cosa positiva. Nei passaggi, no? Magari bisogna fare dei grossi passaggi interni sotto l'aspetto informatico, pensare al cittadino, pensare che anche abbiamo una città vecchia, che sta invecchiando, bisogna fare cose con attenzione. Però secondo me è un argomento affascinante. Ho già creato un gruppo di lavoro interno, al di là di colori politici, con il responsabile dell'informatica. Io sono affascinato da questa idea, ci proviamo. Qualche settimana fa abbiamo ospitato a Ring il suo vice sindaco Arturo Lorenzoni. Insomma, voci ricorrenti già quella sera lo darebbero come il possibile... È una brava persona. Candidato centrosinistra a tutte le civiche, se il PD dovesse mai scegliere di non andare col simbolo oppure con un candidato civico, insomma, cosa ne pensa? Faccio fatica io a capire le logiche politiche, perché con la testa sono rimasto imprenditore, per cui la mia logica è lavorare in continuazione per risolvere i problemi. Però Arturo Lorenzoni, con cui ho un ottimo rapporto, può essere un buon candidato, obiettivamente, può essere un buon candidato contro Zaia. È una lotta impari, ammetto, è molto difficile. Però trovare un collegamento tra civiche, PD, coalizione civica, orizzonti, può essere un esperimento molto interessante, però dico, lui è bravo, una brava persona sotto l'aspetto onestà, voglia di fare, voglia di lavorare, concreto, per cui vediamo cosa succede. Così Sergio Giordani a 20:10, e questa sera invece a 20:10 si parlerà di economia, banche e fusione di istituti. In studio Antonio Zamberlan, presidente della Banca di Monastere del Sile, e Walter Lorenzon, presidente invece della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese. È tutto, grazie per averci seguiti, io vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. Un costante andirivieni di perturbazioni causa una spiccata instabilità sul nostro territorio e dunque anche la giornata di venerdì sarà bagnata da qualche pioggia. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto molte nubi ovunque, con precipitazioni piuttosto diffuse, specialmente al mattino. Qualche pausa asciutta al pomeriggio, ma in serata nuovi rovesci localmente anche intensi.
Temperature minime tra 6 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra 11 e 14 gradi. Condizioni di maltempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con temporali anche forti un po' dappertutto, generalmente un po' per tutto l'arco della giornata. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra gli 11 e i 14 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, il tempo sarà instabile anche qui con piogge diffuse. Temperature minime sui 5 gradi, massime tra 9 e 10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.